Grazie Presidente. Dunque, prendendo spunto da quella che è la questione di attualità che riguarda appunto la presenza di atrazina nei pozzi del Pordenonese, io non vorrei né minimizzare appunto questa questione basandosi, come è stato fatto, sulla non cancerogenità della sostanza o sul fatto che comunque l'acqua è stata resa potabile, ma non ritengo giusto neanche focalizzarsi solo su questo aspetto. E perciò appunto la mia interrogazione vuole tener conto di quello che ormai sono diversi anni che emerge dai rapporti dell'ISPRA in merito alla presenza di pesticidi nelle acque. E ricordo appunto che per quanto riguarda la nostra regione i punti di campionamento delle acque di falda risultati contaminati si aggirano intorno al 68%, mentre per quanto riguarda le acque superficiali siamo sul 54%, ricordando però che abbiamo ancora pochi punti di campionamento delle acque superficiali. Sono inoltre poche le sostanze che vengono ricercate rispetto ad altre regioni nella nostra regione e siamo la terza regione per vendita di fitosanitari per ettaro. Allora, oltre a queste cose, appunto, come ricordavo, ISPRA evidenzia e ritengo che sia una cosa da tenere assolutamente conto nelle nostre valutazioni, il fatto che ci sia assoluto bisogno di aggiornare le ricerche delle sostanze nuove che vengono immesse nel mercato e ad oggi circa 100 di queste sostanze utilizzate non sono incluse nei programmi di campionamento, molte di queste sono dannose, classificate pericolose per l'uomo e per l'ambiente, tra queste c'è il glifosate, nella nostra regione ancora non è stato ricercato ed è l'erbicida più usato al mondo e in Italia, ma quello che è fondamentale è che l'ISPRA evidenzia che la valutazione del rischio attualmente considera solo gli effetti delle singole sostanze e non tiene conto dei possibili effetti delle miscele. C'è consapevolezza a livello scientifico e normativo che il rischio derivante dalle sostanze chimiche sia attualmente sottostimato. Per questo è necessaria una particolare cautela anche verso i limiti di contaminazione più bassi. Tra l'altro, per quanto riguarda i limiti, il parametro soglia attualmente normato è uguale per tutti i pesticidi ed è stato introdotto a suo tempo nell'88 questo limite di 0,1 microgrammi per litro. Non era frutto di una valutazione di rischio, ma era semplicemente volto a escludere qualunque presenza in base a quelle che erano le capacità di misurazione degli strumenti di allora. Si diceva sotto lo 0,1 non vengono rilevati dagli strumenti e quindi quello è il limite entro cui devono rimanere. Ovviamente ad oggi gli strumenti di misurazione sono più accurati e si va anche sotto questo limite, andrebbe ovviamente aggiornato. Quello che è grave, appunto, oltre al fatto che la stessa ISPRA rileva che non vengono ricercate e nella valutazione di rischio non si tiene conto delle miscele, è che appunto la tossicità delle miscele è evidentemente più elevata che non quella della singola sostanza e ancora più che in passato sono state trovate nei campioni miscele di sostanze fino a 48 sostanze in contemporanea nello stesso campione. Quindi è evidente che con questa interrogazione vogliamo focalizzare l'attenzione su tutto quello che al momento non si sa della qualità dell'acqua della nostra regione. Grazie. Risponde l'assessore Vitto. In merito a questa interrogazione comunichiamo quanto segue. Allora, nella nostra regione la qualità delle acque destinate al consumo umano è garantita da un insieme di procedure e di misure di controllo adottate presso i principali sistemi acquedottistici, in alcuni casi anche con l'ausilio di tecnologie avanzate di potabilizzazione.
I risultati dei monitoraggi condotti negli ultimi anni dai dipartimenti di prevenzione delle aziende per l'assistenza sanitaria nel territorio regionale ed in particolare nei 24 acquedotti che servono più di 5.000 abitanti hanno dimostrato una complessiva efficienza dei servizi idropotabili, rilevando un numero molto ridotto di non conformità, per lo più rispetto a parametri e indicatori non direttamente correlati a rischi sanitari. In relazione a quanto contenuto nell'interrogazione, si sottolinea che i dati riportati nel Rapporto Nazionale Pesticidi nelle acque dati 2013-2014 si riferiscono a monitoraggi effettuati presso acque superficiali e sotterranee, dette anche acque grezze, e non presso le reti di distribuzione acquedottistica o rubinetto. Nelle analisi effettuate di routine dalle aziende per l'assistenza sanitaria sulle acque destinate al consumo umano, il laboratorio dell'Agenzia per la protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia analizza regolarmente 42 antiparassitari o loro metaboliti. Di tutti questi parametri solamente la desitilatrazina e dal settembre 2015 anche la desisopropilatrazina, DACT, entrambi metaboliti dei composti triazinici, sono risultate rilevabili con concentrazioni occasionalmente prossime al limite di legge di poco superiori. Per quanto riguarda la ricerca dei residui antiparassitari negli alimenti, nel corso del 2015 sono stati effettuati dai servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per l'assistenza sanitaria circa 180 campionamenti di varie matrici alimentari, frutta, ortaggi, cereali, oli, vini, alimenti per l'infanzia. In tali matrici il laboratorio ARPA ha misurato le concentrazioni di più di 11.000 residui di prodotti fitosanitari. Dalle analisi non sono emerse situazioni di difformità rispetto ai limiti di legge. La Direzione Centrale Salute sta già collaborando con ERSA al fine di adottare misure specifiche volte alla sostituzione e limitazione d'uso di taluni prodotti fitosanitari nell'ambito degli adempimenti previsti dal Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. In un'ottica di risposta integrata, che dà anche conto del percorso di forte interazione e condivisione tra ambiente e sanità, si comunica che il piano di azione esiste già ed è articolato nelle seguenti linee. Operatività continua del gruppo interistituzionale DC Ambiente, DC Salute, ARPA, esperti sanitari, CRO, Burlo Università, che da oltre un anno sta seguendo la problematica, mantenendo allineati e aggiornati sullo stesso piano il quadro ambientale e quello sanitario, con l'obiettivo di una regia generale e la proposizione di azioni specifiche. Prosecuzione dell'attuazione del protocollo operativo per il monitoraggio delle acque utilizzate a scopo potabile in sinergia tra ARPA e Servizio Sanitario Regionale. Approfondimento del quadro conoscitivo dello stato della qualità delle acque, ampliando la messa a punto delle metodiche analitiche per gli inquinanti emergenti, attività già da tempo avviata da ARPA, tra i quali si includono anche il glifosato e altri metaboliti dell'atrazina di cui parla la consigliera appunto interrogante. Lo sviluppo di nuovi metodi analitici è permesso dall'elevato livello tecnologico dei laboratori dell'Agenzia, tra i più avanzati in Italia. I metodi saranno progressivamente messi a punto ed accreditati secondo un piano condiviso con la Regione a partire da un'adeguata valutazione dei fattori di rischio che possono prefigurare la presenza delle diverse tipologie di sostanze. Scambio di conoscenze nel sistema delle agenzie ISPRA tramite ASSO-ARPA sui livelli di contaminazione delle acque da pesticidi e inquinanti emergenti con l'obiettivo di recuperare esperienze maturate sul piano nazionale. Approfondimento del quadro conoscitivo sanitario sugli effetti cumulativi attraverso i contatti con l'Istituto Superiore di Sanità, già attivati anche formalmente dalla Direzione Centrale Salute. Interazione tra la Regione, ARPA, CATO e gestori per governare la situazione attuale ed individuare le strategie più a lungo termine. Frattolin. Allora, io ringrazio l'assessore per la risposta. Ovviamente è una questione che noi abbiamo sollevato già, credo, 2 anni fa e è vero che il piano di azione nazionale prevede delle azioni specifiche che però al momento mi pare non sono state considerate in maniera forte, nel senso il piano di azione nazionale prevede anche la possibilità che si vieti completamente l'uso nelle zone sensibili di determinate sostanze quali erbicidi come il glifosate, ma non c'è ancora il coraggio di andare in quella direzione, pur essendosi presa la Giunta già 2 anni fa l'impegno di valutare una possibile
direzione di quel tipo della legge. Allora, il caso dell'atrazina è significativo perché l'atrazina è vietata dall'82 e noi la ritroviamo ancora non solo, come diceva l'assessore, nelle acque di falda, ma negli acquedotti. Ed è significativa perché non teniamo in sufficiente considerazione la reale persistenza delle sostanze nell'ambiente, combinata con le dinamiche idrodinamiche, appunto, che sono molto lente. Quindi l'inquinamento ambientale è ovvio che è per questo tipo di sostanze difficilmente e lentamente reversibile, e quindi le azioni che devono essere intraprese, in particolar modo nei riguardi di quelle sostanze che fino ad oggi non abbiamo ancora analizzato, appunto il glifosate, che sono altamente impiegate, che potrebbero aver già compromesso e presentare una situazione simile a quella che con cui abbiamo avuto a che fare negli ultimi decenni per quanto riguarda l'atrazina. È evidente appunto che le azioni che devono essere intraprese sono urgenti e devono andare nella direzione prevista dal piano di azione nazionale, appunto in maniera più stringente. Per cui al momento io mi dichiaro insoddisfatta della risposta dell'assessore e mi auguro che il caso emerso in questi giorni, appunto, per quanto riguarda la qualità dell'acqua sia di stimolo però per agire non solo nei riguardi dell'atrazina, ma anche di tutto il resto delle sostanze di cui purtroppo non sappiamo ancora nulla per quanto riguarda gli effetti concreti nella qualità appunto delle acque e soprattutto della salute dei cittadini.